Ecco, le canne si devono tagliare a luna piena fino alla fine della luna. Non si deve arrivare mai a tagliare le canne nella luna nuova perché non riescono buone nella stagionatura. Tutto il più si può tagliare nella luna piena di principio di febbraio, anche alla fine, anche se tocchi marzo non fa niente. Poi si devono tenere alla stagionatura fin tanto che sono veramente disseccate, come questo tipo di canna. Questa ha la stagionatura di 2 anni e si lavora abbastanza bene. E questa ha la stagionatura di un solo anno. Poi le canne per i bassi e per le ance è di questo tipo di canna. Le canne per le mancose manne, i pezzi di canna che producono, hanno i buchi per produrre le note, è un altro tipo di canna che si taglia a San Luri. L'Eleonedas è uno strumento musicale veramente sardo, uno strumento molto antico, è costruito solamente di canna. Sono 3 pezzi di canna di diversa lunghezza. Il più lungo si chiama tumbu in sardo, bordone o basso continuo. La seconda per lunghezza e anche per dimensione si chiama mancosa manna. Ha 5 fori, 4 dei quali vengono ricoperti con l'indice medio anulare e mignolo della mano sinistra. E dopo imboccata si mette il pollice sotto per mantenerne il peso. La destra è la più corta, produce le note più alte. Ha lo stesso 5 fori, 4 dei quali vengono ricoperti, come abbiamo detto, per la mano sinistra. Ecco, lo strumento che dobbiamo costruire è uno strumento in do diesis. Questo è un contrappunto. Il nome cambia, la lunghezza del basso è la stessa per gli strumenti in do diesis, cambiano
la distanza dei buchi tra un concetto e l'altro. Questo che è un contrappunto ha le note, i buchi uno più lontano dell'altro, perché i suoni che devono produrre sono suoni gravi, quando invece si deve costruire una mediana, i buchi hanno una certa distanza, una distanza meno lunga dei buchi per il contrappunto, e così varia se si deve costruire un fiorassio. Quindi il basso, sia per mediana, sia per punto d'organo, sia per contrappunto, ha la stessa lunghezza. La nota che produce il basso nei contrappunti è un'ottava più bassa di quella del canto. Nel punto d'organo invece il basso è più lungo, è 2 ottave più giù. Adesso per la lunghezza del basso prendiamo misura a un concerto già costruito. La lunghezza così del basso come degli altri strumenti può variare di centimetri, a ragione del diametro interno della canna. Adesso facciamo un segno qua. Per la misura. La fasciatura con lo spago invecchiato si fa in modo da mettere il primo capo, si mette sotto e si fanno i giri sopra il capo, in modo che si possa stringere e non si possa sciogliere. Sembra che vada. Adesso si mette un pochettino di cera e vediamo come funziona. Il suono lo produce, adesso vediamo l'accordatura. Mi sembra che vada.
per i suonatori di Leonidas le note si chiamano Do, Da, De, Di, che corrispondono al Do come la musica dotta, Da corrisponde al Re, De corrisponde al Mi, Di corrisponde al Fa. Ma poiché la scala che riconosciamo noi ha 3 note sopra il Do e 3 sotto, le note di sotto si chiamano Do, Da, De, che sarebbe So, La, Si. Per pronunciare Do anziché Do si deve mettere la lingua più in fondo a metà della bocca e la pronuncia cambia. In scrittura si mette la doppia D e diventa Do, Da, De. Noi usiamo questa scala perché maggiormente nelle composizioni della musica della Leonidas si canta col Do, Da, De, Di e si accompagna col Do, Da, Di. Do rappresenta sempre la tonica di tutte le tonalità e Da rappresenta, è come dire Re nella musica dotta, è sempre la sopratonica e così tutte le altre note. Per distinguere le tonalità adoperiamo la parola punto e quindi abbiamo i concerti cosiddetti allegri, sonus allegros, e abbiamo 5 punti, primo, secondo, terzo e quarto punto. Primo punto è Mi, secondo punto Mi bemolle, terzo punto Re, quarto punto Re bemolle, quinto punto Do. Questi sono i cosiddetti sonus allegros. Sonus seius o de buon punto incominciano di Si bemolle, La bemolle e Sol, primo e secondo e terzo, quarto e quinto punto di sonus mesanus o di buon punto. Poi ci sono i cosiddetti sonus basso e sono lo stesso 5 punti, incominciano Sol bemolle, Fa, Mi bemolle e Re. Poi ci sono i sonus cosiddetti basso meda o basso che è primo punto Re bemolle, secondo punto Do basso. Si potrebbero ancora costruire delle Leonidas di tonalità ancora più basse e più gravi, ma dobbiamo tenere presente che le ance dovrebbero essere più lunghe, quindi non stanno dentro la bocca. Le arpeggiature e acciaccature mi sembra che si possono esprimere in un modo ancora più facile della musica dotta. Noi per la acciaccatura aggiungiamo ai nomi l'R che si può fare Dia, Do, Da, Da, Di, e così Dria, Dio, Diu. Con la R vuol dire l'acciaccatura. E anche per l'appoggiatura senza l'R facciamo Dia, Dio, Diu, è un modo più facile. Infatti se io volessi solfeggiare o cantare per esempio una cosiddetta nota con le note della musica dotta dovrei fare Re mi fa, Re mi re do re mi fa mi re fa, Re mi re do re mi fa mi re mi do re do. È una cosa quasi difficile da pronunciare. Invece pronunciamola con la musica, a modo della musica della Leonidas è più facile, direi da de di, da dietro da de dietro da di, da dietro da de dietro da dietro da do, è come suonare, e infatti noi diciamo suonare a bocca. Tres quartos, adesso semibreve, prepara sul piatto comprendido me strempasa, comprendido che da forza, ai C. In ultimo quarto, adesso semibreve,
mandando su piatto, su suilo che a posto me strempa, è facile ci lo mandai. I strempa a sega, con si gonfiare la porta, si sgonfia, in un attimo che su suilo cinta già naturalmente a introduzione, si mica fiato nuovamente in suo naso. Raggiunto l'incisiero nota, deve tentare subito. È abbastanza facile, cioè provincia se chi c'è sta se ne sape morta. E solamente a lo comprendi. Questo è un movimento che fa chiunque sia. Ecco, faccio questo esempio. E sto un attimo a piegare questo fiato. In sto naso. Prova voi. Tu il radio ci fai. Basta. Prova Roma. Basta. Cominciate così. Raggiungete il massimo della velocità.
questa parte si chiama ordinariamente Spava de Sonurage, dietro il nuraghe, e il punto dove stiamo si chiama Per de Campana, perché le pietre, questo pezzo di roccia, picchiandolo con altre pietre suona come una campana, e anche altre pietre, ma questa sembra la più sonora. Io ho cominciato a suonare fin da bambino, ho trovato le launeddas a casa da bambino, le ho prese per il gioco, anche mio padre gli piacevano le launeddas, le suonava, aveva avuto 2 anni di scuola anche lui, mi ha insegnato i primi esercizi. Poi ho continuato perché nel mio paese c'erano molti suonatori, molti bravi suonatori. Uno dei quali, Beppe Sanna, aveva preso lezione di Giuseppe Figuso, l'ultimo suonatore della generazione di Figuso. I suonatori che avevano una grandissima fama, erano i migliori di tutta la Sardegna. E i maestri mi hanno, non so, fatto alcune correzioni alla tecnica che mi aveva insegnato mio padre, poi mi hanno aiutato, dopo che avevo la padronanza di tutte le combinazioni della divisione musicale a mani separate, mi hanno aiutato nella sincronizzare una mano con l'altra per essere pronto ad eseguire qualunque pezzo sentendolo solamente. E c'erano gli improvvisatori, questi Figos erano tutti improvvisatori, avevano un ricco repertorio, perché avevano ereditato anche suonate scritte, perché i suonatori di launeddas, non so di quale secolo, avevano inventato la scrittura musicale, perché venivano proibiti i suonatori di suonare le launeddas con i governi che ci sono stati. E quindi c'era un certo soprannominato Cancarito, aveva inventato la scrittura musicale in modo di poter lasciare al tempo che venisse la libertà nuovamente, di poter usufruire di questa musica.